Bentrovati, benvenuti ad un altro appuntamento di www.venetoglobe.com dedicato allo sport, e quindi l'appuntamento è quello che inizia il lunedì, termina il venerdì, una settimana con inchieste, con interviste, reportage naturalmente per quanto riguarda lo sport veneto, in particolar modo della nostra provincia di Treviso. Per quanto concerne la modalità, ci trovate sulla nostra web tv www.venetoglobe.com oppure sul canale 813 del digitale terrestre, per il momento solo per la provincia di Belluno, in attesa di ampliare la visione a tutto il Veneto nei prossimi mesi. E allora andiamo ad iniziare con lo sport. Questa settimana, questo fine settimana è stato ricchissimo di iniziative, di risultati e di cose positive o negative. Prendetela un po' come volete, pare non molto positiva la Formula 1 per quanto riguarda la Ferrari, Formula 1 con Hamilton che sembra aver chiuso i giochi, ha allungato ieri anche a Singapore e ha allungato così in classifica. Vettel è terzo alle spalle di Verstappen, ora è lontano 40 punti. La rimonta della Ferrari a 6 gare dalla fine del campionato del mondo sembra una missione veramente impossibile. Pallavolo maschile sugli scudi dopo la vittoria di ieri sera a Firenze di fronte a una Repubblica Dominicana e di fronte a circa 7.500-8.000 spettatori che hanno appoggiato e che hanno sostenuto fin dall'inizio la nazionale italiana di Blengini. Finale 3-0 senza grossissimi problemi, finale adesso e occhi puntati sull'ultima gara contro la Slovenia. Oggi c'è riposo e domani gara per passare primi del girone. Sempre per il volley, però quello femminile, attesa mondiale anche per l'Italia di Mazzanti, che ha confermato tra l'altro le 4 atlete italiane, o meglio dell'Imoco Volley Conegliano, che sono 3 veramente, Danesi, Silla e De Gennaro. La quarta, diciamo, olandese, che poteva essere nella nazionale olandese convocata e che faceva parte dell'Imoco, non è così, perché tra oggi e domani potrebbe arrivare già a Treviso, visto che De Cruyff non fa parte delle convocate dell'Olanda, un'Olanda che ha perso anche l'ultima amichevole con l'Italia, quindi fa ben sperare quest'Italia di Mazzanti, che aveva iniziato zoppicando ma si è prontamente rifatta e dando molta continuità al suo gioco. A proposito di Imoco, di cui parlavamo, appunto De Cruyff, che potrebbe arrivare tra oggi e domani, ma sabato l'Imoco ha affrontato al Palaverde le giapponesi in tournée, l'ex squadra della Nagaoka, che è il nuovo acquisto appunto dell'Imoco, che è impegnata con la nazionale giapponese. Bene, l'ex squadra di Nagaoka ha vinto 3-1, ma le Pantere hanno giocato con la formazione, diciamo, titolare soltanto nel primo set, parziale del secondo set. Poi grande spazio alle giovani, con Emma Cagnin che si è messa in evidenza molto bene, ma anche tutte le altre giovani hanno dato belle soddisfazioni e buoni motivi per essere tranquilli a Santarelli e a tutto lo staff. È lo stesso Santarelli che ci conferma anche questo nell'intervista a fine partita. Vediamolo. Allora Daniele, primo test, qual è la tua impressione a caldo? Non mi aspettavo grandissime cose. Sono stato piacevolmente sorpreso dalla risposta del pubblico e dall'entusiasmo della prima amichevole. Anche forse c'è voglia di giocare, no? Anche se di minutaggio nelle gambe non ne avevamo molto e le settimane di lavoro sono state pochissime, però devo dire che giocare con una squadra giapponese c'è sempre una sorta di fascino e io ho questa forma di rispetto nei loro confronti incredibile. Piacciono un sacco come tipologia di gioco, come quello che hanno sempre dimostrato negli anni. Credo che per noi potesse essere un test importante, perché di lavoro aerobico ce n'era molto, no? Loro sono una squadra che difficilmente subisce punto facilmente e quindi per noi era il test ideale. Abbiamo visto, in base a come sarebbe andato la partita, noi avremmo deciso di cambiare prima o dopo le ragazze, abbiamo deciso di cambiarle abbastanza presto, perché il set comunque, anche se il primo è finito 25-20, è stato comunque un set molto tirato.
e il secondo set già vedevo che cominciavano ad accusare col fiato, quindi è normale che sia così, non vogliamo rischiare. La settimana prossima sarà una settimana molto importante per noi, con tanto lavoro sia al mattino che al pomeriggio, doppia seduta sempre, quindi abbiamo preferito non rischiare assolutamente e abbiamo dato modo di giocare a tutte le ragazze. Santarelli in modalità campionato però, perché ti ho visto piuttosto contrariato in certe fasi, insomma di te ci sei già. Sì, vabbè, quando si gioca, anche se è un test contro i miei amici d'infanzia, voglio vincere, quindi avevo chiesto alle ragazze poche cose, quelle cose però le pretendevo perfette, non sempre ci è riuscito. In primo set abbiamo fatto buone cose, secondo me abbiamo margini impressionanti, ma è normale che sia così e dopo 15 giorni comunque in parte soddisfatto di quello che abbiamo dimostrato oggi. Persino ha dimostrato il suo talento di cui si parlava. Sì, non abbiamo dubbi al riguardo, eravamo convinti, lo scorso anno abbiamo avuto modo di vederla per 2 mesi, no? 1 mese e mezzo con noi, ha dimostrato il giocatore che è indubbio e quindi siamo andati sul sicuro con lei. Oggi abbiamo visto anche questa Emma Cagnin, che direi che è una bella giocatrice. Sì, voi potete chiedermi di tutte le giocatrici del giovanile, io vi dico che sono tutte interessanti, in realtà la società si sta muovendo benissimo, stanno facendo un lavorone, se qualcuno oggi non ha dimostrato il proprio valore vi assicuro che comunque sono giocatrici di prospettiva che tutte potranno far parlare di loro. E credo che quello che sta facendo, il lavoro che sta facendo la società col giovanile è molto importante sia per il futuro sia per quanto mi riguarda il mio lavoro, perché 2 mesi di lavoro con un gruppo così interessante è comunque importante per noi. Bene, questo avete sentito è il giudizio di Santarelli, che rispecchia quello che avevamo detto in presentazione appunto di servizio. Lasciamo la pallavolo femminile, lasciamo l'Imoco, ci ritorneremo nelle prossime giornate sicuramente con la seconda parte di questa intervista a Santarelli e poi l'intervista ad Asia Volos. Serie A, passiamo al calcio, Serie A spicca la doppietta di questo signore, CR7, eccolo qui, tutti volevano il gol, lui li ha accontentati segnando un primo gol facilissimo, però bisogna essere lì, e un secondo gol poi molto più interessante, doppietta per lui. Perdono punti Milan e Roma, il Napoli vince con la Fiorentina e stasera si conclude con Spal-Atalanta il posticipo. Andiamo in Serie B, dove il Cittadella continua a rimanere in testa alla classifica, ha il comando con 9 punti dopo 3 partite a punteggio pieno, dietro c'è il Verona a 7, il Padova a 4 e dopo la sconfitta con la Salernitana. Venezia a 3 invece dopo la sconfitta in casa con il Benevento. La Serie C in modalità spezzatino, anche in questo caso, ha visto il Virtus Verona perdere con la Fermana per 2-0. Il Vicenza di Rosso, la nuova gestione del Vicenza con la fusione con il Bassano del Grappa, no? Il Vicenza ha pareggiato 0-0 con la Giana in casa al Menti. Stasera tocca al Sud Tirol, mentre domani andranno in campo le friulane Pordenone Fano e Triestina Vis Pesaro. È iniziata anche la Serie D su tutti i campi, su tutti i gironi nazionali. Quello che ci interessa è il girone dove milita la compagine di Checco Feltrin, ovvero il girone C, ovvero il Montebelluna, e purtroppo la compagine di Checco Feltrin è uscita sconfitta anche piuttosto pesantemente da Este, ha perso 4-1. Gli altri risultati: il San Donà ha perso 1-0 con Levico, il Feltre ha vinto 2-1 con l'Arzichiampo, il Campo d'Arsego ha espugnato il campo della Virtus Bolzano per 2-0, il Ciarlins Muzzane ha battuto 3-2 il Belluno, pareggio invece del Tamai 1-1 con il Delta Rovigo. Chions San Giorgen è stata rinviata a mercoledì 19 alle ore 16. Lasciamo la Serie D, passiamo ai campionati che più da vicino seguiamo. Vi ricordo che trovate in modalità on demand già la partita che abbiamo seguito ieri, che era un po' la partitissima del girone B dell'eccellenza seconda giornata, ovvero Porto Mansuè Lia Piave. La trovate già in modalità on demand, vi dicevo, sulla nostra www.venetoglobe.com.
venetogalopy.com, scusatemi. Per quanto riguarda il calendario, o meglio i risultati di ieri, questi sono: seconda giornata, Istrana batte Eclisse 2-1, a Motta di Livenza Mestre batte Liventina 1-0, Luparense batte Tombolo 2-0, Treviso batte Real Martellago 2-1, si è giocato a Volpago del Montello, Union Pro Giorgione 3-3, Union San Giorgio Sedico Calvinoale 1-1, Vittorio Veneto Union QDP 0-0, ha riposato il Nervesa e vi parlavo e vi dicevo di Porto Mansuè Lia Piave, bella partita, ha vinto il Porto Mansuè di Stefano Lombardi che adesso è ai nostri microfoni, sentiamolo. Stefano, cominciamo da 6 punti, 2 partite, meglio di così? Meglio di così si può sempre fare, no? Perché ci sono stati degli errori anche oggi, un po' per comunque la temperatura elevata che abbiamo incontrato, un po' anche perché ci siamo complicati la vita in certe occasioni e soprattutto perché abbiamo incontrato un avversario che non ha mollato fino alla fine. Il tuo corrispettivo Tossani diceva che l'avete vinta perché voi l'avete messa sul piano fisico e loro ci sono caduti. Io non sono totalmente d'accordo perché insomma non è risultata una bruttissima partita anche sotto il profilo del gioco. Ma io non ho mai visto una partita di calcio senza contatti fisici, a prescindere da quello. Ognuno può dire quello che vuole. Io ho visto una partita maschia, contenuta, non ho visto falli eclatanti o comunque normali contrasti e non l'abbiamo vinta perché probabilmente meritavamo di vincerla. Sì, ha sottolineato anche il fatto che hai una panchina dove puoi pescare perché a un certo punto hai tirato fuori degli uomini, li hai sostituiti con altri uomini che fanno la differenza, che possono fare la differenza. Io ho un gruppo di 20 giocatori che ragionano allo stesso modo, il mio, e questo mi permette di fare qualsiasi tipo di scelta. È chiaro che avendo la possibilità anche di gestire tecnicamente diverse situazioni, un allenatore può anche giostrare vari modi nel far subentrare le persone, però credo che se non si hanno gli stimoli adatti e comunque non si pensa, non si ragiona allo stesso modo, si può avere in panchina o in campo chi si vuole, ma non si raggiungono degli obiettivi. Poi abbiamo sempre detto che il trio davanti, mettilo come vuoi, ma Bonufà, Gnago, Fuscello oppure Tartaro, di davanti innescati fanno paura. Fanno il loro lavoro bene perché hanno voglia di far gol, però quello che ci tenevo a dire è la dedizione a partire da loro anche in fase difensiva è quella di comunque dare una mano anche a tutti i reparti. E sottolineerei comunque la prova di tutti oggi perché se guardiamo anche i fuori quota si sono fatti 90 minuti sotto questa temperatura da De Obi a Dema e hanno fatto il loro lavoro egregiamente, insomma. Cavagan che poi quando si è visto è messo in mezzo, che è un signor giocatore anche questo. Sì, ha avuto qualche problemino fisico, non ho potuto pensare di schierarlo dall'inizio per un problema che ha avuto in questi 2 giorni, però quello che conta non è quanto giocano ma è come giocano nei minuti che li utilizzi. Insomma, 6 punti domenica? Domenica si fanno sempre le cose per ottenere il massimo, col massimo rispetto per l'avversario, ma non si va mai in campo per passeggiare. Bocca al lupo. Crepi. Non vi do la classifica perché insomma è un po' riduttiva dopo 2 partite, insomma le vedremo magari nelle prossime giornate la classifica o le classifiche ben dettagliate quando si cominceranno a capire i valori, però ci siamo, insomma Porto Mansuè non è più una matricola nemmeno in questo campionato. Promozione adesso si è giocato nel girone D, seconda giornata, questi risultati: Città di Caorle, Lovis Spresiano 0-0, a Conegliano il Prodeco Montello batte il Conegliano di Vanni Moscon per 2-0, a Cornuda Favaro batte Cornuda Crocetta 1-0, a Fontanelle vittoria esterna del Vazzola 2-1 sul Fontanelle di De Pieri, Fossalta Piave batte Villorba 2-1, Giulia Sagittaria 0, 91, all'Opitergium di Oderzo Portogruaro batte Opitergina 3-0, ho detto prima erroneamente il Fontanelle di De Pieri, ma non è così, è l'Opitergina di De Pieri, scusatemi. Poi ZTLL Sinistra Piave batte Vedelago 1-0, anche qui alle classifiche ci penseremo dalle prossime settimane.
E adesso lasciamo il calcio dilettantistico locale che seguiamo per passare al basket. Qui siamo a livello nazionale, Serie A2 con la TVB Basket Treviso che ieri ha perso in finale a Caorle contro il Saratov per 88-61 e i russi hanno vinto così per la seconda volta consecutiva questo importante torneo. Ora concluso il torneo, allenamenti che riprendono da oggi a Sant'Antonino, mentre sabato e domenica torneo di Monfalcone e questo sarà l'ultimo appuntamento e l'ultimo test prima del primo obiettivo stagionale, ovvero la Supercoppa che si giocherà a Bologna. Andiamo a parlare di basket con la Ruker Sanve, ci trasferiamo quindi nel campionato di Serie B. Domenica è stata presentata alla stampa e ai tifosi in pieno centro a Conegliano nell'ambito dell'Expo Automoto appunto in città, a Conegliano, la città del Cima, presso lo stand espositivo della Gidauto di Conegliano. Ruker in finale, tra l'altro ieri sera, contro l'Aurora Desio e la compagine di Mian ha vinto per 69-67 con un gran bel finale, portandosi a casa il trofeo. Noi nella mattinata avevamo sentito il capitano Edoardo Rossetto che ci ha parlato soprattutto della prossima stagione. Eccolo. Presentazione della Ruker Sanve Demiano qui a Conegliano nell'ambito dell'Expo Mobili con Sarlo Group. Abbiamo il capitano, vi hanno consegnato uno splendido van. Sì, decisamente il van che ci accompagnerà per tutte le nostre trasferte, che sono anche belle lunghe quest'anno, perché abbiamo tante squadre lombarde, quindi comunque i nostri bei chilometri ce li facciamo. Ecco, hai detto bene, è un campionato importante, lungo per quanto riguarda appunto i chilometraggi, ma duro e tosto. Sì, sicuramente è un campionato tosto, in quanto comunque non ci sono le cosiddette squadre cuscinetto. Ci sono quelle 4-5 squadre che puntano a salire di categoria e che ovviamente noi incontreremo le prime 5 giornate di campionato. Può essere sia una cosa positiva che negativa, però le nostre carte per fare un ottimo campionato le abbiamo, quindi basta solo mostrarle. Non so se sia un vostro gioco, un po' di scaramanzia, perché tutti hanno detto questa frase, no? Che quindi partite con non i favori del pronostico, però secondo me una bella outsider potreste esserlo. Sì, sicuramente sì, perché potremmo essere un po' la sorpresa del campionato. Comunque neopromossi e comunque abbiamo anche dimostrato in queste prime amichevoli di avere una squadra che ci sta, che nel campionato può dire la sua comunque. Una presentazione in cui dicevamo un mix di vecchietti, ma anche se i vecchietti sono abbastanza giovani, e di bei giovani. Beh sì, vecchietti, io mi considero quasi vecchietto a sto punto, che ho 24 anni, ma giovani di belle speranze, diciamola così come si suol dire, perché comunque sono ragazzi a parte bravi, ma anche caratterialmente che si impegnano, che danno tutto e vogliono soprattutto migliorare. Vecchi comunque che loro l'hanno fatto anche in questa categoria, che comunque sono di categoria. Un tecnico che sa quello che vuole. Sì, sa in primis quello che vuole, poi palmarès da giocatore parla da sé. E ha il vantaggio di essere stato giocatore e quindi anche di capire, tra virgolette, le esigenze che possono avere certi giocatori. Tu da capitano capirai tutto questo. Sì, ci proviamo. Bocca al lupo. Crepi il lupo, anzi viva il lupo. E allora viva il lupo per quanto riguarda Edoardo Rossetto, capitano della Ruker Sanve, in bocca al lupo, è andata bene già ieri, primo trofeo vinto, messo in bacheca, adesso avanti perché si esordirà a Lecco in trasferta il 7 ottobre, in casa invece il 13 ottobre contro l'Urania Fiat Milano. Passiamo alla Benetton Rugby, e Benetton che è tornata a casa dal Galles, ancora sconfitta questa volta dagli Scarlets, ma ottima, buona la prestazione offerta che ha stupito un po' tutti osservatori ed esperti internazionali. La stampa in effetti parla bene, tutti sorpresi di questo Benetton che ha lottato fino all'ultimo e ha purtroppo poi perduto nel rush finale. Squadra già rientrata a Treviso, vi dicevo, preparazione che è già cominciata quest'oggi in quel della Ghirada per preparare proprio la seconda trasferta di 3 a Swansea contro gli Ospreys che vi racconteremo nelle prossime giornate.
Sempre per il rugby è iniziato il campionato top 12 per quanto concerne un campionato italiano con 6 squadre venete, un campionato italiano di tutto rispetto. Vediamo le venete: Fiamme Oro Mogliano 45-17, Valsugana Padova Petrarca Padova 40-9 nel derby per il Petrarca, Fermi Rovigo Lazio 41-8, Viadana San Donà 45-17, Calvisano batte Verona 37-3. E con questa notizia dedicata al rugby si chiude il nostro appuntamento con lo sport, www.venetoglobe.com e canale 813 del digitale terrestre, dove ci trovate per la provincia di Belluno per il momento, in attesa di ampliare la nostra visione a tutto il Veneto. A domani e ancora con lo sport qui su Veneto Globe.